Eccoci rientrati in studio con Di Sabato Pomeriggio e adesso parte la sigla della mia rubrica del cuore all'immigrante. E sono qui con l'emigrante di oggi che ieri notte mi ha fatto fare le ore piccole perché sono stata presa da un libro che ha scritto e mi ha coinvolta totalmente. Sono felice di farla conoscere al pubblico di Cusano Italia TV. Lei si chiama Cristina Brecciaroli, arriva da Roma, Sì, però è in Indonesia, giusto? esattamente, ormai Quindi trasferita. la tua immigrazione è bella, insomma, ancora bella attuale Assolutamente. e ti ha però dato una nuova vita, hai proprio cambiato tutto. E come ti dicevo prima, dietro le quinte, mi sono appassionata al tuo libro, che sono andato solo per leggere dei piccoli particolari, però poi, come succede, quando una storia ti prende molto, sono andata oltre, quindi ho fatto le orine. Quindi se mi vedete con le occhiaie, La colpa è la la mia, colpa è la tua. sempre. Allora, intanto io andrei con la copertina del libro, che dovrebbe essere la prima foto, ma il libro ce l'ho anche qui, eccola. Il libro ce l'ho anche qui con me, ed è appunto La breccia sulla Luna, perché tutto parte da una data storica importante, la data in cui l'uomo è andato sulla Luna, Esatto. e mentre l'uomo andava sulla Luna, Io nascevo. tu arrivavi sulla Terra, Esatto, io in atterravo. qualche modo. Quindi ha una storia importante, molto forte, e difficile a volte anche raccontarsi, però secondo me quando uno prende poi, si dice, la penna in mano, per modo di dire, per incominciare a scrivere la propria vita, in qualche modo va da sola, no? Sì, Ed esattamente. è terapeutico, credo. Assolutamente per me è stato catartico, è stata una vera e propria liberazione. Da quel momento in poi, cioè, è stato difficile il prima, è stato difficile il durante, perché mentre scrivevo questo libro sono stata veramente malissimo. E sono stata ricoverata in ospedale 3 volte, evidentemente avevo dentro di me delle cose che forse per salvarmi avevo archiviato, o avevo tentato di archiviare, ma al momento in cui ho deciso di scrivere il libro e quindi di condividere, è chiaro e normale che ho dovuto andare a fondo a tante Come cose. appunto ci dicevamo prima, quando tu inizi a scrivere, a quel punto o dici proprio la verità, Esatto. che forse in qualche modo ti fa anche liberare e quindi diventa appunto terapeutico, altrimenti fare il romanzetto per farlo che senso ha? Quindi io volevo andare con le foto che mi hai mandato per raccontare un po' della tua vita e vediamo dove arriviamo Va e cosa bene. riusciamo a raccontare attraverso queste foto. Andiamo con l'altra foto subito, quella dopo che... Allora, questa è la foto della, diciamo, della tua famiglia e io proprio a proposito di questa foto ti volevo chiedere, questi sono i tuoi 2 fratelli, sei tu da bimba con papà, Sì. e papà Roberto, Sì. e volevo capire intanto perché non mi hai dato una foto di mamma. Non ne ho. Non ne hai? Proprio non ne Non ne ho hai perché ce l'hai da assolutamente. un'altra parte oppure perché No, non non... ne ho perché all'età di 12 anni mi è andata a fuoco casa e quindi non ho un minimo di ricordo. Ho provato a chiederla a mia madre e non ne ha neanche una mi ha risposto e quindi di conseguenza ho cercato quello che avevo, ma mi La sono tua vita trovata... nello specifico è scritto in questo, diciamo, in questo libro, però in qualche modo la volevo raccontare, Sì, per dove posso arrivare, certo. insomma. Papà e mamma si conoscono grazie, diciamo, fanno un matrimonio combinato in qualche modo, Sì, se ho grazie capito proprio, bene. no? Nel Vabbè, senso non è grazie era un stato... modo di dire, diciamo, Scherzo, è un scherzo. matrimonio Certo. combinato, che però per mamma può essere quasi, pensa che sia una cosa Ah, salvifica, certo. invece purtroppo capisce che anche lei, avendo avuto già una vita particolare, poi ripeto, tutto sta nel libro, quindi andiamo a raccontare la tua vita, non quella degli altri, insomma si sposa con papà e papà voleva, ma soprattutto il papà di papà voleva, tuo nonno, voleva nipoti maschi e quindi anche lui è nato un po' con questa idea di avere i figli maschi. Nascono 3 figli maschi perché uno non sopravvive, penso che è nato e poi non ce l'ha Esatto. fatta, esatto, e poi alla fine mamma voleva tanto questa bambina che evidentemente proprio aveva pregato il Signore di avere questa figlia e sei nata tu. Sei nata tu, papà non l'ha presa proprio bene No. nonostante avesse già dei figli maschi e raccontami tu.
E quindi diciamo la mia storia inizia tutta da lì, la storia di una bambina probabilmente non accettata, non voluta, non desiderata, non so come vogliamo dire. E, quindi sostanzialmente ho sempre subito l'influenza di mio padre, un padre padrone. Che E però fin dove sono arrivata io nel libro, sì un padre padrone, però qualche attimo di dolcezza con te l'ha avuto, forse questo ti ha destabilizzato ancora di più, perché sì, questo ti fa capire, no, ti porta fuori strada, perché se uno è solo esattamente. violento, Esattamente, è un po' quello che poi io nel libro definisco un amore a intermittenza, mm, che è ancora peggio di chi è solo e unicamente violento, perché ci sono e non ci sono, a volte puoi contare su di me, a volte no, ti crea delle insicurezze che sono devastanti e che io infatti riscontrerò e riporterò nella mia crescita e nelle relazioni che andrò comunque ad intrecciare. papà e mamma si lasciano. E tu dici siete La terza sentenza in sentenza in Italia, cui affidano i figli a loro stessi, perché dove il giudice a con un certo entrambi i punto, genitori in vita viene scelto di non affidare a nessuno dei due. al fratello più grande, perché in questo c'è un Sì, ma fratello maggiorenne, inizialmente no, perché mio alla fratello... badante, Sì, esatto. come si può chiamare? Tu la definisci come la signora Rottermeier Sì. Mi è rimasto tutto qua, io ce l'ho tutto qui questo libro che mi ha... Una Una governante, diciamo, noi la governante. chiamavamo. E quindi all'inizio affidati a Tu vivi a loro. Roma, benestante, perché questo si può fare anche quando ci sa poi, come Esatto, dire, economicamente si può sostenere, altrimenti forse sareste finiti in una casa famiglia oggi, non so esatto. come funzionava all'epoca, parliamo un po' di qualche annetto fa. Sì. Quindi per E i primi tempi siamo stati con questa governante, successivamente è scappata Però c'è un probabilmente. episodio che tu hai raccontato nel libro, mi permetto di raccontarlo, poi non voglio più dire niente del libro perché questo libro va acquistato, veramente va letto, però c'è una scena che mi è rimasta impressa, che questa governante non ti gestisce in qualche modo, quindi fa una telefonata a tuo padre, perché voi perché venite affidate a questa governante? Perché la vostra casa va a fuoco e in qualche modo tuo padre fa ricadere la colpa su tua madre, anche se tua madre non era a casa, addirittura si pensava fosse tra le fiamme, Esatto, e invece per fortuna lei si è salvata, però vi tolgono da questa mamma. Quindi sì. tu devi vivere con questa persona, questa governante, non vuoi, ti ribelli, fai qualche capriccio da adolescente come è normale che sia, e a un certo punto lei chiama tuo padre, si lamenta, tuo padre arriva a casa per prenderti e per portarti via, mi pare, da tua nonna, se mi ricordo bene, e ti dà talmente tante di quelle botte che tu arrivi a casa di tua nonna praticamente con un viso Tu mi hai fatto? tumefatto e poi ti svegli in ospedale. Sì. Esattamente sì, quel giorno non lo posso dimenticare. Fondamentalmente mio padre in quel momento si è proprio tramutato in un mostro, sebbene comunque mia madre più volte era stata picchiata in diverse occasioni, quindi comunque diciamo non era la prima volta che vedevo una scena del genere, ma era la prima volta che la subivo su me stessa. E quindi diciamo che quella mattina lei, la governante, mi disse preparati le borse che papà ti viene a prendere, per cui io dissi vabbè ok, perlomeno starò meglio, pensando che papà mi portasse a casa sua. E aprì la porta, sentii suonare al campanello e aprì la porta e dissi papà. Ciao papà, e in quel momento mio padre mi tirò un cazzotto sul naso, mi ruppe il naso e poi si mise su di me e continuò a picchiarmi, rompendomi poi la mascella e poi trascinandomi in macchina e portandomi da mia nonna, per finire poi lì sotto il portone di mia nonna il resto, perché mi ero permessa di non salutarlo. Sai che questo diventa anche difficile commentare perché è talmente una cosa forte, anzi ti ringrazio per essere qui, insomma in qualche modo raccontarlo, che penso non sia facile raccontare poi sempre le stesse cose, anche se tu l'hai vissuto in qualche modo uno poi l'ha anche superato per Sì, fortuna, certo. credo, anche perché tu hai una figlia e l'hai chiamata proprio Roberta. Sì, l'ho chiamata È stato un Roberta. caso oppure proprio No, no, l'ho l'hai chiamata voluto Roberta, fare? anche se anche il padre si chiama Roberto, il Ah, padre di mia figlia, però l'ho chiamata Roberta perché ancora tentavo
di avvicinarti. Di avvicinarmi a mio padre, proprio per il discorso che facevamo prima dell'intermittenza, quindi ero comunque soggiogata, avevo questa fame d'amore e tentavo in tutti i modi di riapprocciare con lui e magari di, non so, di essere accettata all'interno della famiglia. Io ti voglio far andare via da questo racconto. Grazie, gentilissima. Passiamo a un'altra foto, così in qualche modo. Grazie Alex. Anzi, facciamoci fare un brano da Alex mentre va questa foto col pugnetto con Roberta. Facci ascoltare qualcosa, Alex. Sailing takes me away to where I always hurry be. Just a dream on wind to carry me, and soon I'll be free. Che bella questa foto, grazie Alex. Che Beh, bello. qui un attimo di serenità è arrivato però nella tua vita. Sì, un attimo, perché a tutti i costi, no, a tutti i costi, in realtà arriva questa bambina, ma io pensavo che il padre, così come l'avevo conosciuto, un uomo estremamente affabile, estremamente carino, anzi forse il primo uomo che mi fa sentire importante, quindi la conquista, questa fase che poi nel libro racconterò, perché racconterò appunto della patologia che ho scoperto di cui lui era affetto e anche mio padre, era la fase, è stata la fase del love bombing, esattamente la fase della conquista, nella quale questi personaggi narcisisti patologici sono dei personaggi dove non so, riescono a fare delle cose incredibili per conquistarti, per cui io trovavo fiori per le scale, non so, finalmente pensavi di aver trovato la felicità, esatto, diciamoci ma finalmente la mi sentivo accettata come donna, come donna, e quindi sostanzialmente ho deciso di mettere su famiglia con lui. mettere su Vediamo l'altra famiglia. foto con tua figlia, ci dovrebbe essere un'altra foto con Roberta piccola. Qui dove siete? Qui siamo ai Castelli, perché eravamo andati a vivere ai Castelli vicino a Colonna. E Qui è in ancora un questa- momento felice però. Qui è ancora un momento felice, siamo in questa sorta di agriturismo, per cui a contatto con la natura, ed era un posto meraviglioso. Andiamo con l'altra foto, dovrebbe essere la tua bimba da piccola. Che momento è questo? In realtà in questo momento siamo, credo che fosse una domenica, perché abitualmente accadeva di domenica, a casa di mio padre, per cui era sicuramente un Perché tu pranzo racconti di domenicale. queste domeniche in varie fasi Sì, della vita che però terribile. in qualche modo ritornano, Sì. anche quando erano un po' finte, però ritornano, nel Esatto. senso che tutti insieme dovevate per forza Per stare forza, c'era insieme. proprio il cliché domenicale di lui che arrivava con il suo Porsche, arrivava Poi lui a si è fatto un'altra prenderci. famiglia, ma questo poi lo raccontiamo, Sì. insomma lo racconti tu all'interno risposa. del libro. Noi il tempo qui non lo abbiamo, però voglio vedere un'altra foto che arriva adesso e questa è una foto abbastanza, come dire, attuale, tra virgolette. Questo è dell'altro anno, il mio compleanno, dove lei mi ha organizzato una festa meravigliosa con musica live, con sax, che io adoro. Perché cosa succede? Varie relazioni, diciamo così per farla breve, in Sì. qualche modo che non vanno bene, in qualche modo queste persone si assomigliano, Tutte. hanno sempre Un la comune stessa denominatore. modalità di approcciare e in qualche modo tu ti ci avvicini, anche perché insomma in quel momento uno sente il bisogno dell'affetto e ci cade in pieno. Però tu 6 anni fa, credo, giusto? Sì. Correggimi se sbaglio, hai deciso che con l'Italia avresti chiuso e forse anche con un certo tipo di persone e te ne vai in Indonesia, Esatto, a Bali. a Bali, precisamente a Bali. E cosa avviene a Bali? Che pure lì Allora, diciamo io decido di andare a Bali, dopo comunque voglio dirlo e sottolinearlo perché è stato l'importante, il momento in cui è cambiata la mia vita, il momento in cui ho capito e ho accettato che avevo un problema, perché non possiamo sempre dire nella vita che sono gli altri sbagliati, non possiamo sempre dire che incontriamo dei personaggi violenti, perché non è possibile tutti a me, no? Quindi sostanzialmente decido di andare in analisi e il mio analista mi dice proprio esattamente questo: Cristina, se tu entri in una stanza con 10 persone, di cui 9 sono sane e lo una centri subito. è il tuo, cioè quindi è quello che tu cerchi perché è la tua familiarità, cioè la tua famiglia ti ha dato questo, la tua famiglia ti ha... Riconosci in quella persona quello che hai avuto da piccola, che anche se era violenza, malato... però era famiglia, Esatto. per me era quello.
E quindi io continuavo in questa ricerca, ma non lo capivo finché non ho accettato, ripeto, ho deciso di andare in analisi e con grande dolore, piano piano, ho analizzato e scardinato tutto quello che c'era, ho aperto tutti i tasselli che c'erano da aprire, finché a un certo punto, con l'ultima storia, che è stata una delle più terribili, che è durata a intermittenza sempre 7 anni, con violenze incredibili. Questo ancora in Italia però. Ancora in Italia, ero diventata praticamente quasi, avevo perso quasi tutti i capelli, decido di denunciare. Decido di denunciare e alla prima volta che parlavo con un PM, il PM mi guardò e mi disse: va bene signora, mi scusi, ma lei che cosa ha fatto per istigarlo? A quel punto io ho Questa capito... è un'altra piaga che purtroppo esiste, non è sempre così, per carità, bisogna comunque denunciare e provarci, quello Ho capito che però... avrei potuto pagare con la mia vita e non potevo permettermelo. Avevo una figlia dall'altra parte del mondo e ho chiuso casa, ho preso un aereo, ho chiuso casa, ho detto vabbè, almeno 6 mesi vado via. Ho preso un aereo e ho raggiunto lei e lì ho raggiunto l'amore, quindi... Quindi tu lì hai ricominciato da capo, un'altra attività, Sì, un'altra vita. per la All'inizio prima hai volta dato... 6 mesi e poi è trasferita totalmente. Un po' hai aiutato tua figlia che si occupa di ristorazione, Sì. quindi sei stata con lei. Poi hai incontrato però anche lì una persona, diciamo, che non andava bene, però Lì l'hai riconosciuto. l'ho riconosciuta. E quindi... Avevo gli strumenti per farlo, perché comunque mi ero curata, diciamo così. A quel punto ho capito subito, immediatamente, incontrando questa persona, da pochi movimenti, da pochi attimi, da alcune parole iniziali, e ho cominciato ad ascoltare il mio corpo. E questa è un'altra cosa che voglio dire, bisogna stare attenti e ascoltarsi, perché molto spesso il nostro corpo ci dà immediatamente dei segnali che però vengono trascurati, proprio perché magari noi in quel momento proiettiamo ciò che noi desideriamo in quella persona, ma in realtà quella persona che noi abbiamo davanti ce ne sta dando tanti di segnali, ma noi diciamo no, va bene, ma magari forse giustifichiamo sbaglio. in qualche modo, certo, e ci colpevolizziamo spesso, no? La colpa è mia, sono stata io, perché è vero che ti dicono come eri vestita, cosa hai fatto, però i primi siamo noi a dire ah però potevo, dicevo, e quindi è così. Io però voglio raccontare la Cristina di oggi. Adesso la Cristina di oggi, che è arrivata a Bali in un momento particolare, piano piano ha ricostruito tutto, dal lavoro alle amicizie, tutto, il modo di parlare, l'inglese, come hai detto tu, hai dovuto riapprofondire tutto da capo. E oggi Cristina che cosa fa? Chi è? Oggi Cristina è un'imprenditrice, mi organizzo management, quindi sostanzialmente gestisco ville, quindi a Bali, sempre quindi a Bali. Ti veniamo a trovare tutti? Assolutamente sì, ho costruito 2 case. Vediamo un attimo una foto che arriva dalla regia, così ti vediamo anche in un'altra, ecco, dove sei qui? Sono al ristorante di mia figlia con tutto lo staff indonesiano che adoro, perché sono veramente delle persone meravigliose, e qui appunto parliamo di integrazione, no? Di che vuol dire, certo, di cosa vuol dire andare dall'altra parte del mondo, ma poi trovarsi a condividere giornalmente con loro le loro feste, le loro usanze. Comunque avendo tua figlia lì tu avevi come dire, il pezzo più importante della tua vita che era lì, certo. Quindi questo sei stata agevolata, ma per quello che si può, perché comunque quando devi ricominciare da capo, come dicevamo appunto prima, sempre dietro le quinte, poi la figlia ha la sua vita, quindi fino a un certo punto ti puoi appoggiare a una persona, non puoi fare un'altra vittima, devi in qualche modo crescere da sola. Certo, anzi questa è stata proprio la mia prerogativa, infatti inizialmente ho lavorato con lei, poi mi sono resa conto che comunque giustamente lei era già 6 anni che era lì, quindi comunque si era creato il suo mondo. Posso farti una domanda che non mi ero preparata, ma che mi viene proprio spontanea? Hai mai pensato di fare quello che ha fatto tuo padre con te, con tua figlia? Hai mai avuto la paura di reiterare quello che faceva papà con te, con tua figlia? No, non Hai mai avuto paura di poter alzare le mani addosso per dire? Tu non l'hai mai avuto questa paura? No. Hai pensato subito di essere diversa? Assolutamente non ti è mai sì, venuto ma lo ero questo... comunque, oltre che con mia figlia, lo ero con tutto, con tutte le relazioni, mentre mio padre non lo era, cioè era assolutamente violento con tutti. Cioè, Perché a volte, sai, succede che uno fa le stesse cose, ma non se ne accorge nemmeno.
meno, cioè lo fa in altro modo, magari è aggressivo oppure capisce che è aggressivo e cerca aiuto per non esserlo. Sicuramente sono stata una madre severa, ma severa ma giusta, come si dice, perché sostanzialmente poi mi sono separata dal papà che lei aveva 2 anni. Severo è un conto, alzare le mani e No, ammazzare no, quasi no, una persona no, è un no, altro no, conto. no, Andiamo certo. con un'altra fotografia, voglio far vedere un'altra foto, penso dell'Indonesia, vediamo un po'. È un'altra ragazza dello staff, Kadek, che è la manager del ristorante di mia figlia. Ce n'è anche un'altra di foto, vediamola. E queste siamo noi. Che oramai insomma un rapporto alla pari si può dire, perché Sì. lei è grande e l'hai avuta giovanissima. Sì, 21 anni. E lei cosa dice di questa tua vita così importante Beh, passata? lei in parte ovviamente l'ha vissuta con me, in parte ho cercato di tenerla al di fuori il più possibile, ma inevitabilmente lei comunque è cresciuta in fretta perché ha visto una mamma comunque giovane, da sola, che doveva lavorare per vivere, e quindi già molto presto, a 18 anni, è andata a studiare a Londra e quindi poi da lì in Australia ha imparato la lingua e poi da lì è venuta all'Indonesia, perché in realtà tornando dall'Australia si innamora di Bali e mi dice: mamma, questo è il posto dove voglio vivere. Che bello. Perciò non mi rimaneva che raggiungerla. E appoggiarla ovviamente. Esatto, ma Andiamo con un'altra foto e questa è la foto che mi ha sorpreso di più in assoluto, vediamo un po'. E perché nonostante tutto, ripeto, mi hai dato 2 foto di papà, hai fatto pace con lui? sì, ho fatto pace con lui. E l'ho perdonato dentro di me senza rendermene conto, ma me ne sono accorta una mattina quando mi sono svegliata, perché il perdono è una cosa seria. E credo veramente di aver fatto pace con me stessa. Mentre Perché quello poi è quello che manca, se tu non riesci purtroppo a perdonare in qualche modo e a capire quello che è successo, perché comunque delle spiegazioni alla fine poi ci sono, certo, avendo fatto questo percorso certo. importante, non te lo devo dire certo io, e se però non arriva anche quella fase successiva in cui perdoni chi ti ha fatto del male, Resti con la rabbia. esatto, e vivi male anche tu, invece Sì. in qualche modo devi, come dire, superare tutto. Ho anche altre 2 foto che siamo arrivati, abbiamo finito il nostro tempo, però le voglio far vedere, facciamo vedere queste 2 foto. Cristina oggi, una bellissima donna in piena rinascita, e anche l'altra facciamola vedere, siamo riusciti a far vedere tutte le foto che mi hai mandato, questa è bellissima, l'ho usata per fare, andiamo anche adesso con la foto principale che è quella del libro, così lasciamo il nostro pubblico con questa bellissima immagine della mia immigrante di oggi. Cristina, io ti ringrazio per essere stata qui. Grazie a te per avermi Senz'altro il ospitato. tuo libro lo divorerò perché sono arrivata a buon punto, come ti dicevo, e grazie mille Alex se ci vuoi deliziare dell'altro brano che ci aveva chiesto. Grazie ancora. Grazie a te. Non voglio di più acqua e sale, mi fai bere, con un colpo mi trattieni il bicchiere. A tra poco con di sabato pomeriggio.